Il prossimo personaggio è napoletano, ma non è soltanto napoletano perché è un cittadino del mondo, perché con la sua voce ha la capacità e la possibilità di girare tutti i teatri del mondo, e non sono cose tanto per dirsi, ma è la verità, perché lui dunque, vi dico alcune cose, ha fatto 8 dischi d'oro, 1 di platino. Gorbaciov ha chiesto i suoi dischi attraverso l'ambasciata a Roma per averli nella sua collezione. Recentemente il telegiornale ci ha fatto vedere un suo concerto, una parte di un suo concerto fatto a Vienna, accompagnato dal suo maestro, vecchio maestro d'armi e di successi, Franco Zauli, che è compositore e arrangiatore. Ha girato tutto il mondo questo cantante portando la voce di Napoli, quella musica di Napoli che non è napoletana perché è mondiale. È la storia di un emigrante che ritorna a casa per sentire sulla sua pelle i raggi del Paese del Sole. O Paese del Sole, Bruno Venturini. Oggi sto tanto all'ero, a quasi non te sa chiaro, a sta felicità. Mio vero, non mio vero, caso tornata a Napoli, mio vero che sto qua. O treno stava ancora in ta stazione, quando la gente dice prima mandolino. Chi stava sotto sala, chi stava sotto mare, chi stava sotto tutte parole, sotto suo amaro, so sempre parole d'amore. Tutto è destino, come poteva fa fortuna all'estero, si voglia campa qua. Mattina un fresco vino, tanto ne voglia avevano, che m'aggia imbriaca. In tasti 4 muri sto contento, mamma mi sta vicina e ne canta. Chi stava sotto sala, chi stava sotto mano, chi stava sotto tutte parole, sotto suo amaro, so sempre parole d'amore. Sempre parole d'amore. Bene Bruno, bene Franco, l'applauso è più forte del solito perché vieni, tu sei di Salerno, no? Tu sei di Salerno e ti consegno la tua gente. Una cosa. Io incomincerò il mio tour estivo
da San Marco di Castellabate tutta l'Italia, quindi a Napoli, nelle zone a rischio, faremo dei concerti alla Forcella Sanità per portare un messaggio di pace, per dire a tutti vogliamoci bene, finiamola, l'Europa si avvicina. Va bene, evviva! Un intervallo e poi ci rivediamo.